Allora, che scrive straordinariamente importante e anche veramente speciale, per dire e si fa benissimo con un altro scritto, qualche anno poesia, che è l'autore Ferruccio Tassini. Ferruccio Tassini che per la cultura friulana dal Friuli orientale ha fatto riferimento non solo per luce che l'ha scritto e per tutti i stessi ricerche che l'ha fatto, ma perché in tutte le organizzazioni di ricerca e di studi delle fondazioni storico-altri, all'Istituto per i Diritti dell'Ucraina, è sempre stato che ha lavorato su questi temi e ha sintetizzato in che scritti che veramente al fare un punto proprio storico sulla cultura friulana memorizzaria che si chiama un po' come maniera. Punto di domanda. No? Io un po' come maniera, vino di avere un po' di domande o isa andiamo una di queste andiamo speranza. Poate bute così, perché lo sai, c'è tu risponderai, ma non sai c'è. Allora, che eri a una conferenza un convegno internazionale, là che si cercava di difendersi per fare un po' di là, un po' di là, no? Perché da prospettiva della riconciliazione si doveva organizzare dal vice sindaco di Nova Gorizia. E allora io avrei introdotto in Fulano e letti una bella poesia sul Frumbipa che si incontra con Isus, in pratica è la metafora della linguetta che ha con i fulani, no? Non era in programma, tanto vero che il traduttore era in crisi, no? Però era un'ora che non capì se che hai detto, era un'ora che capisce capire. E allora mi ha detto, ma è una roba così proprio un rischio, benissimo, di con che il mare fa di cose. Allora, per far sì in questi di guerre di non rischiare qualche scopettata da Sisevis, vorrei signor darci alla parola fu un significato differente di quel che ci dà uno che c'è per la spiccia, di fiducia che di centro di interesse. Per me questa è stata la scuola, anche se scusando all'investimento, si è ricordato, è un estimista, non sempre. Mi ha dato superiore che è esplorato un po' di cultura. A Gurisa è sembrato informare una carne, a banda che in seminario, là che era proibito, chi una lavora grave, cosa che era proibita a cercare a Udine, gli ho presentato i libri del video era la previsione di cercare a fulano, poetari magari per fulano, ma non cercare per fulano, no? Io penso che soprattutto dopo qualche minuto al sorriso del FAS, ecco, a parte di fatti tanti vero che c'avevi più un buon passo in condotto proprio per via che sbargava di che banda, c'avevi sempre non fluid, non umano, quando si deve non si più in seminario era considerato un disastro, il non umano faceva un po' tirava un ricco, durante la scheda cambiano e vanno via, ecco. E proprio perché sbagliare di che parte, ma no a questa, bisognava naturale federata belenga. Non è lontano Parino, mi aveva regalato un volume preghiere stampato a dal 1920, la tipografia Vedrane. Per conto il vescovo di Gurisa, Giuseppe Bala, che l'era sloveno, non conosceva il fulano, ma doveva che anche i fulani si creassero dalla lenga, come i tedeschi e i craniolini. Disin che così i preghieri si resta stati lui non c'è del mondo. A scrivere al vescovo, Clarenet, che il libro era paruso dal popolo fulano della sua diocesi, era sacerdote dal prevale dei mussolini che si chiamava Leonardo, che dopo è diventato vescovo sulla Nova, il vescovo di Trieste. Ecco, per marcare la roba, popolo e fulano vedi la prima lettera grande.
l'hanno scarfato all'archivio della parrocchia e pur contare di memoria per ricettare poiché era questa femmina firmata dal gruppo, era Ventrisdonna di Tamoiano, si chiamava Maddalena Marcuzzi, anzi io si firmava Maddalena la Giudeccia, 1824 e 1896, ma la sua famiglia veniva di Prebò. E qui ha sposato qui, naturalmente, no? Ecco, e questo Pre Antonio Marcuzzi era uno di voi, era ispettore scolastico decanato di Vis, che comprendeva Stansol, Dael e via Discorrendo, e la fondazione scolare si insegnava anche a Fulano, anche a sé di Fulano, che era una lingua veicolare per arrivare all'italiano, e là le ha studiato tedesco, perché a tedesco era come un buon inglese, la lingua che là che si entrava dai campi dal Stato, no? Ecco. E dopo era uno che pure sì, un buon dal sottile, aveva svoltato un lavoro a scuola femminile, ed era uno che aveva una sensibilità pre-politica, perché ha fatto diverse relazioni, da che assistava a complessioni, che aveva di un po' ignoranti per fare di lui se che aveva, no? Però non era così politicamente contro la divisione, era contro che non aveva collaborato per far sì che il popolo crescesse. Ecco, per chi alla sua ci fa suonare la maestra di asilo, la maestra di tutto il gruppo, perché l'asilo di Gorga sono stati lì a mezzo di gruppo prima della scuola, per una serie di sole, guarda un po' di genitori, sempre dei ciao. E ti diceva che erano giusti, perché i piccoli, se facevano i compagni, si mettevano in tanti nasi, e lì che facevano in seguire sera, no? Tanti nasi non potevi scappare fuori. All'inizio era una volta bravo, se dopo lei si odio alle carte. E strutture che Maddalena ci vede insegnare le preghiere di Satan Frus, lui che era già comare e quella da Sanasi, una ragazza probabilmente che aveva avuto dopo diverse misure di assistenza da un anno, che non vedeva più per farsi Frus. Però ha già insegnato anche a Sofì che è diventato un unico l'arcivescovo Zecchini, che era prima visitatore apostolico dei quali le donne estonie molti si sono formati dopo la prima guerra mondiale, poi è stato delegato apostolico e ha avuto anche lui progni per appunto la personalismo e dopo è stato anche nunzio apostolico in Lettonia, infatti le volte seguite in Lettonia. Non era un qualunque, anche perché era professore di diritti canonici in seminari, aveva insegnato latino, greco, teologia, diritto canonico, un altro diritto, dopo aveva insegnato sloveno e croato, perché conosceva la parola bloccata un islese, si doveva studiare che sarebbe come la Croazia, la Slovenia, l'Italia, l'Austria, la Polonia, la Francia e la Spagna. Ecco. Quindi aveva un bagaglio linguistico perché lui mi aveva soprattutto perché l'incarico là. E lui, prima di là, mi ha dato una lettera al mio plevano, l'autografo di gruppo che aveva di salutare, si aveva di là dal noviziato a Ismo, e l'ha scritto: mi piacciono le lingue friulana, italiana, tedesca e slovena. Non aveva di tutta casa, senza sapere di salutare l'ordine. Friulana era la lingua materna, italiana la lingua della cultura, tedesca la lingua da Stato e la slovena la lingua di prossimità. Sicché era uno che quando veniva anche in vacanza, tornava a casa, cercava sempre il fulano. Lui ha scritto in tutti questi libri che presentiamo a voi, non era solo di un progetto, ma mi ha cresciuto via che studiavo la storia sociale e religiosa da contea di Luisa e Gardissa, anche per scrivere sulle origini della scuola. Scrivo libri, non poi parlando libri per sapere servire, gli articoli di spunto alla scuola della contea di Luisa e Gardissa dal 1774 al 1755, quando
passata ai likes. Ecco, la prima versione è stata con un volume in onore di Georges Fagin, curato da Gabriele Zanello. Georges Fagin, la cantante, particolare saluta con Teo di Luisa. Dopo si era con il migliore scuola studiati e le date encefaliche, non hai riciclare, le cresciute sì, non so usare riciclare. E questa è la terza versione. Mi sono sempre interessato alla cultura della lingua friulana. Hai curato 2 edizioni della lingua e cultura friulana del Poliziano, 2 edizioni su YouTube. Per dire la verità, quando di cara gente interessata di YouTube, perché quando si migliorano a presentare i seminari, erano 4 già, anzi, erano 4 scienze, no? Sempre 4 già, ma il primo arcivescovo di Luisa, Carlo Michele D'Arte, acclamava anche nei post questa piccola ma scienza greggia. Ecco, quindi l'Inplan hanno definito 4 giassi, no? È il mio, credo. Ecco. Hai curato 12 libri e la redazione delle minoranze della vita dell'Europa, Minus 46, identità e confronti, io la redazione, ma era uno di quei grandissimi studiosi dell'estate del professor Vittorio Berger, che posi la pipiera analisi della cultura friulana, la pipiera analisi era un uomo che aveva una cultura enciclopedica, che insegnava storia, aveva la libera docenza, la sapienza a Roma, ed era l'unico la commissione per l'ecumenismo, l'unico insieme agli studiosi cattolici, no? Ecco, l'estate lancia al postulatore da causa di Giorgio Lapira, da causa dell'applicazione di Giorgio Lapira, io non li conosco. Dunque, per questi libri, l'era 1991, Angelo Ara e Aldo Moretti hanno scritto a minoranze straniere, due Santos, no? Il resto era di tutta l'Europa di Miesi. Non dice che l'Europa così come anche esagerato in termini dell'Europa, no? Sui lì un po', no? Parfum, quando si cercava di Bruxelles a cercare di vita dell'Europa, no? A proposito, che si cercava sempre dal fulano di là, si va a finire sempre todos, robe di mangiare, bevi, vini, io ho capito, è importante, però è iconiato perché penso un slogan, anche la cultura di Bruxelles e poi la cultura di San Piero, no? Ecco, non puoi trarre dal figlio dal libro di Agüero, per via che se continui dopo nessuno comprerà e che gli abitudi furli palanchi spaccherà al mondo per disperazione. Sicché comprendo per se che le fa, diciamo, non va di male, e dopo si compaia a una cesta di Pirus, a un capo firmato, a un assegno senza scrivere nulla, però il libro di essi è possibilmente anche chiesto. Ecco. A me pensare sta che di ogni secondo che mai i fulani non si vede mai sentito un popolo capito a sé. Anche ai capiti Vittorio Terri, anche ai tentati capire anche io. Magari così no, con di più da ragioni che si citano da libri, di una flappa si flappa non che si incorre sotto anche a voi. A se fa imparare a fulano, come per noi a questo scritto anche ad amorete per suo saggio in che volta, no? Ecco, all'epoca della Francia è netta un deficit di dignità dei fulani. Mi metti diretti a 6 ore. Qualche tedesco di Aris, Banda Luisa, a Capitale Italia, un vero italiano che cadino altri, sta dicendo Cordelli che è rimasto in Italia e invece sono rimasti italiani. Difatti andando parto via a internare senza processo 60 preti soltanto da diocesi di Luisa, vincere in Slovenia, che ha essere quasi due sull'anno. Ecco, anche chi sta là di cuore, per sé che un plebano, un pino televisato che non plebano di battaglieri, la dico che quando sono tornati, in plebanska era in come gli morti si sono fatto al freddo. Non è più quasi, non è in lui, no? È anche quella da lì, alle milioni di tutti corpi. Tanti vera che la piesma condizione, parla di no, io también non era con 3 internati in Sardegna.
mantiene, non mi ciappa il culo, dice la verità. Ecco, allora, tanto è vero che da destra i bandi, se qualche uno voleva mandare una maledizione che potenti al prossimo, si diceva che Dio ti manda in Italia. Vedete che io mi sento anche italiano, dopo che fulano, no? Ecco. Ci dice grazie a tutti che sono qua, a tutti che hanno fatto una casa rurale, filologica e al comune di ospitalità. Ci dice grazie a Andrea Valcis e a Diego Lavaria per il grande impegno della pubblicazione, di grande lavoro. Ma non è esagerato i titoli per me, non so il direttore, ma redattore di Iniziativa Isoltina, non so il fondatore degli studi di storia sociale religiosa, ma uno dei soci fondatori. La ultima lavoro da Cian, mai fa carriera in nessuna banda, sempre fu un gran Pinacciano che corrisponde sì o no al caporale dell'esercito. Ecco, questa è il background. Gli disi grazie a Michele Caligari, si guarda in un valutato da stretta al fulano, a Stefania Garlati Costa Palinglese. Un grazie a Ciabatta Comanda che mi ha gratificato il titolo di mestre. Per dire la verità, anzi solo i mestre, per dire che prima di studiare a Bologna hai fatto i magistrali a Curissa, a Slava, ma non resti come che sei tra a noi, San Marco Superiore, un secolo, ma anche la Rai lassù, a Salti fuori al mestre vero e mi clami, peccato Gardellini, se saresti tu, anzi tu mestre, io ti risponderei, signore, ma non so io sto Dio, lui vedo lì, vado a domanda che ha scherzato.